Allora, ciao a tutti, sono Antonio Ottaiano, sapete che sono poco social, però comunque mi piace guardare TikTok, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Mi diverto anche e seguo molti miei colleghi, molti giovani, li seguo tantissimo. Sono qui per la polemica su Nino D'Angelo. Beh, io vedo un po' azzardato il fatto di attaccare Nino D'Angelo, anche perché bisognerebbe capire cosa voleva intendere Nino D'Angelo per quanto ha detto io non appartengo al filone dei neomelodici, non mi definite tale. Ci sono tanti perché, innanzitutto perché neomelodico significa giovane cantante, D'Angelo non lo è più giovane cantante, se non lo è mai stato neomelodico, perché questo aggettivo è stato inventato negli anni 90, fine anni 90, dunque quando D'Angelo aveva i suoi successi con i film eccetera eccetera, non c'era questo aggettivo, era un cantante napoletano. Porterei rispetto per Nino D'Angelo per tanti motivi, innanzitutto perché dopo la dipartita di Mario Merola, diciamoci la verità, adesso c'è lui che ci rappresenta ed è un po' il papà artistico di tutti e per questo ci vorrebbe un po' di rispetto. Poi rispetto perché? Perché è un'icona vivente, è colui che comunque ci onora in tutto il mondo, il portabandiera di Napoli per il mondo oggi si chiama Nino D'Angelo. Dunque io me ne riguarderei, certo qualcuno dice vabbè che c'entra, pure Nino D'Angelo può sbagliare, ma non ha sbagliato, perché Nino D'Angelo voleva dire io non sono il neomelodico di oggi, io sono un vetero melodico, lui oramai è un artista scafuto, fa parte dell'enciclopedia del patrimonio artistico napoletano, dunque me ne riguarderei un pochettino. Certo, più grande di lui ci sono stati Sergio Bruno, Nunzio Calla, Mario Abbata, Mario Merola, tanti e tanti personaggi, però oggi bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, dobbiamo essere orgogliosi di avere Nino D'Angelo e dobbiamo portare rispetto e per l'età artistica e non, e per ciò che ha fatto per la nostra Napoli. Ovunque si va si parla di Nino D'Angelo, e dunque attaccarlo in modo gratuito senza sapere la verità su quanto ha detto, io non la vedo una cosa corretta. Ripeto, non sono qui a fare l'avvocato di nessuno, però vedo un po' di battibecche a destra e a sinistra, stiamo parlando di Nino D'Angelo, ha detto non sono neomelodico, ma perché lo vogliamo chiamare neomelodico? Non lo è stato perché nella sua epoca non esisteva questo aggettivo neomelodico, si chiamavano giovani cantanti emergenti, adesso non più, e poi diciamoci la verità, i neomelodici. Io forse manchi sono più neomelodico, lo sono stato per l'amor di Dio, adesso ho 50 anni e passa, non posso reputarmi tale, però se oggi dobbiamo mettere nel calderone e chiamare a tutti i neomelodici e fare di tutta un'erba un fascio, poi neanche io ci sto, perché comunque tra i neomelodici ci sono molti, ma molti bravi veramente, e molti, ma molti, che se ne lagnano stile. Dunque se avete il coraggio di dire la verità, ditela e portate rispetto per chi la storia già l'ha fatta. In nome di Napoli, di Nino D'Angelo, di San Pietro a Paterno, abbi pietà di tutti coloro che non sanno quel che dicono e la cosa più grave, non sanno quel che cantano. E ti prego di salvarli da questa malattia infetta che io dico sempre che il tumore e l'AIDS e il Covid-19 di fronte all'ignoranza è un raffreddore. Abbi pietà di loro, Nino D'Angelo. Amen. In nome di Napoli, di Nino D'Angelo, di San Pietro a Paterno. Forse ho esagerato, ma potrei esagerare ancora di più perché ce n'è ancora da dire. Grande.